Lunedì 9 luglio avremo il piacere di ospitare in Veneto, in visita ad ANCI, il presidente nazionale di ANCI, quindi l'Unione dei Comuni sarà in Veneto al massimo livello. Il mattino avremo sicuramente una riunione con il nostro grande ospite in sede di Villa Cesarotti, dopodiché ci trasferiremo a Padova per un'assemblea di tutti i sindaci che speriamo saranno numerosi. Lì si gioca tutta la partita 2013, quindi al presidente nazionale con molta franchezza dovremo dire le idee dei sindaci del Veneto. Logicamente, dopo questo argomento principale, IMU, imposta municipale unificata, dovremo trattare le problematiche del patto di stabilità e tutta un'altra serie di problematiche che sono all'ordine del giorno dei sindaci. Quindi, anziché, come dire, con un minimo di vena polemica consegnare le fasce tricolore ai nostri prefetti, agiamo correttamente assumendo tutte le responsabilità di confronto con il Presidente nazionale. Bisogna dire come la pensiamo, il Presidente nazionale poi dovrà sviluppare il rapporto con il governo. ANCI è sempre stata difesa, baluardo dei sindaci e dei comuni di tutta Italia e del Veneto in particolare. Credo che il Presidente Graziano Del Rio, che ci onora di questa sua visita, sarà all'altezza della situazione.